È uscito di strada, poi lo schianto contro un albero e l'auto ha preso fuoco. Ieri sera verso le 21:30 lungo la Triestina Lison di Portogruaro all'altezza di via Acquanera. Non c'è stato scampo per Francesco Longo, 35enne in servizio al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Venezia. Quando i vigili del fuoco, insieme ai carabinieri e all'ambulanza, sono giunti sul posto, hanno trovato il suo corpo carbonizzato. Dopo i rilievi e gli accertamenti, anche attraverso un frammento della targa, i carabinieri di Portogruaro sono riusciti a risalire all'identità. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, ma al vaglio ci sono varie ipotesi. In quel tratto di strada c'era nebbia a banchi che potrebbe aver influito sulla visibilità, oppure il 35enne potrebbe essere morto per l'impatto, nell'incendio o per un malore. Francesco Longo aveva prestato servizio per 7 anni come maresciallo capo nel nucleo di polizia economico-finanziaria di Udine. Poi, dopo aver vinto un concorso interno, era passato alla sede di Roma Castelporziano, dove era stato nominato sottotenente. A ottobre dello scorso anno il trasferimento a Venezia, presso la sezione verifiche complesse, dove si è fatto apprezzare per professionalità, serietà e la grande competenza riconosciuta da tutti i colleghi. Figlio di un ufficiale della Guardia di Finanza, lascia la moglie, anche lei maresciallo capo, e 2 bimbe di 7 e 6 anni, residenti a Udine. Sembra che fosse andato a trovare i genitori, poi, rientrando nella caserma di Mestre, l'incidente. La Guardia di Finanza di Venezia e Udine si stringono intorno al dolore della famiglia.